Sulle donne dell'Est comparate con le italiane, con relativi usi e costumi, montata una polemica superflua e per questo inutile. Parole dell'andrologo veneziano Gabriele Mercuri. E quindi mi pare un luogo comune dire le donne dell'Est sono più belle, più sexy delle donne italiane. Questo è vero. Poi la trasmissione pare che sia stata intrisa di luoghi comuni. Lo specialista affronta l'argomento come un vero e proprio tema sociale e va oltre la notizia accostando le donne del sud a quelle dell'est Europa. Chissà ora non se ne abbiano a male quelle del nord Italia. Bisogna capire che nel contesto in cui loro erano, le loro mamme, come le mamme meridionali alle ragazze di oggi, forse hanno insegnato un po' di più che nel settentrione alle figlie qui da noi. Quindi la ricetta per tenere accesa la fiamma dell'amore. Il marito, insomma, è meglio che stia un po' stuzzicato e anche lui è meglio che si dia da fare con questa donna, anche se ben vestita, unghie curate, in minigonna, che si dia da fare non solo in un senso, ma anche ad aiutarla in casa. Specialista che a sua volta rilancia e stila una sua personale classifica sui connotati della sensualità femminile. Alte, belle, formose, bionde, occhi verdi. E il dibattito continua.